è My name is Paolo Orlando. Allora ragazzi, oggi una ricettina da sballo. Allora faccio questa ricetta da premettere perché ho tanta roba che dovrei buttare nell'arco di un giorno massimo e quindi devo fare assolutamente. Quindi quando si fanno queste cose significa che c'è il recupero, perché è brutto buttare le cose, poi specialmente pensando a tutte le persone che sono affamate, che non hanno niente, i clochard, i bambini nel terzo mondo, buttare le cose veramente non è giusto. Quindi fino all'ultimo sfruttiamo e mettiamoci un po' la nostra fantasia in cucina. Adesso vi faccio vedere quello che ho. Allora, ieri le melenzane erano proprio totalmente rovinate e quindi dovevo friggerle perché altrimenti dovevo buttare. Quindi una parte era frascida, una parte così, quindi ho tolto le parti migliori e le ho fritte. Ieri ho fatto una pasta e il resto l'ho conservate e quindi oggi le dobbiamo fare. Le patate io le riscaldo sempre, le metto in frigo, poi dopo quando le devo utilizzare sono pronte. La mozzarella scade dopodomani, burro vabbè ci sta, formaggio ne è rimasto questo pezzettino, ho la ricotta però scade tardi la ricotta, però approfittiamo. Le uova ne sono le ultime 3, quindi andiamo a prendere le fresche. E la farina, che cosa andremo a fare? Andremo a fare dei rustici, quindi andremo a mettere nei rustici, il ripieno sarà fatto con ricotta, mozzarella, melenzane e quindi ho mandato a comprare un po' di prosciutto cotto. Se arriva in tempo per metterlo lo mettiamo, altrimenti non me ne frega niente. Con la farina, lievito, farina, burro e sale e 2 uova andremo praticamente a creare l'impasto che servirà poi per fare i rustici. Logicamente andranno nell'impasto anche le patate, quindi perciò vengono veramente saporiti. Quindi andiamo a creare adesso l'impasto, ok? Incominciamo a dargli anche la forma dei rustici. Allora, le quantità per l'impasto: 2 patate grandi, oppure se avete le piccole fate magari di così, fatene 5-6 di patate piccole, quindi la media di 2 patate grandi, non quelle enormi, 2 patate grandi, 2 patate normali, perché se mettete poi troppo patate comunque viene ottimo, però quando lo andrete a friggere diviene troppo scuro, sembra che sia bruciato ma in realtà non è bruciato, è solo la presenza della patata che lo fa divenire un po' più scuro. Quindi 2 patate grandi, 400 grammi di farina, una bustina di lievito, poi abbiamo 50 grammi di burro, quindi 400 grammi di farina, 2 patate, una bustina di lievito, 50 grammi di burro e poi andremo a prendere un pugnettino di sale. Ovviamente andremo a mettere adesso del pepe in modo che poi andiamo a mettere la nostra farina. Voilà, quindi abbiamo messo la nostra farina, adesso abbiamo messo anche un po' di pepe, il sale lo andiamo a mettere tra poco. Allora, il nostro lievito, d'accordo? Ed incominciamo a impastare. Voilà. Allora, per quanto riguarda invece l'uovo, non mettete l'uovo direttamente così, ma fatelo divenire come una frittata e poi lo aggiungete all'impasto. Voilà. Allora, all'uovo abbiamo aggiunto del pepe, del parmigiano reggiano, quindi lo diamo anche un po' di sapore, e il cucchiaino di sale che dovremo mettere nell'impasto, ma lo andiamo a mettere qui direttamente insieme all'uovo, quindi battiamo tutto come se fosse praticamente una frittata. Negli impasti l'uovo non va mai messo direttamente, va sempre fatto prima così a frittata, quindi deve essere prima miscelato bene, aggiungendo degli aromi, delle cose,
Allora, nel frattempo lo lasciamo un attimo qui, perché le uova... Scusate, ho dovuto interrompere, telefonata di Tecnocasa, mo stanno tutti come pazzi che devono vendere, no? E quindi abbiamo visto un bel appartamento a Posillipo, perché ragazzi, noi da Parigi non credo che resteremo. Quindi voilà. Allora ragazzi, quindi facciamo amalgamare bene il burro, quindi lo facciamo a temperatura ambiente, ok, quindi bello morbido, in modo che dopo quando impastate è facile. Aggiungiamo un altro po' di pepe qua dentro, perché più pepe sono e meglio è. Voilà, abbiamo quindi inserito il nostro uovo e adesso praticamente mischiamo. Amalgamate, non vi preoccupate che sembra sempre farinoso, non vi preoccupate, perché arriverà al punto di essere pasta anche con la presenza del burro. Voilà, amalgamando, come vedete, solo con quegli ingredienti si forma già la pasta. Logicamente dovete lavorarla, non è che dovete aggiungere acqua o latte e compagnia, solo questi ingredienti che vi ho praticamente accennato. Adesso puliamo un po' qui ed andiamo a fare il nostro impasto sopra, mettendo logicamente un po' di farina. Quindi prendiamo il nostro impasto e lo lavoriamo come si fa con abitudine tutti gli impasti. Voilà. Una volta che avete ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, lo fate riposare così una decina di minuti, mettendo uno strofinaccio sopra, d'accordo? Andiamo a prendere il nostro strofinaccio, puliamo nel frattempo, perché dobbiamo creare poi i dischi per creare i rustici. Voilà, un attimo solo che levo un po' di bordello. Voilà. Allora abbiamo tagliato quindi per fare il ripieno la mozzarella, il formaggio, e alla ricotta abbiamo aggiunto un uovo. Non aggiungete troppo bianco dell'uovo, perché altrimenti diviene troppo liquido. Abbiamo messo anche giusto un poco di sale, che altrimenti divengono troppo salati. Ok, quindi abbiamo aggiunto il giallo, giusto un po' di pollo, del pepe, del sale. Potete aggiungere anche delle spezie tipo basilico, questa roba qui. E quindi come si chiamano là? Le melenzane ci sono. Adesso andiamo a creare. Ci vorrebbe anche del parmigiano per renderlo ancora più saporita, però non ce l'ho, non me ne frega più di tanto. Adesso spolveriamo con il mattarello, spolveriamo con la farina e con il mattarello stendiamo la pasta. Deve essere abbastanza sottile, quindi la andiamo a dividere in 3 parti e la stendiamo. Poi dopo con un coppapasta, un bicchiere, quello che volete voi, fate fare la forma dei cerchi. Voilà, vedete, non deve essere molto doppia, perché altrimenti ti cuoce in ritardo e diviene un problema, perché diventano scuri. Allora, ogni 2 dischi è un rustico. La pasta che voi non utilizzate la potete rimiscelare e ristendere un'altra volta per creare altri rustici. 1, 2, 3 e mezzo. Però con questa pasta che è rimasta noi la possiamo rimescolare, possiamo un'altra volta impastarla e quindi creare altri rustici. Voilà, come vedete, con quel poco di pasta, e ci sta ancora, io posso farne ancora un altro, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi voi immaginate quanti ne potete fare di rustici.
Voilà. Allora ragazzi, ne ho fatti 14 perché alla fine me ne mangio solo io. Quest'altro rimanente di pasta, già così potete prenderla e congelarla, così per la prossima volta avete la pasta pronta per fare i rustici. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riempirli. Allora, quando riempite, allora un disco deve rimanere così normale. Voi potete giusto allargarli ancora un po', principalmente però la parte sopra, il coperchio, perché altrimenti con il materiale che sta al centro non si chiude bene, quindi lo allargate in modo che lui riesce a chiudere su tutti i lati. Ok, quindi con una forchetta dopo vi faccio vedere come si fa. Voilà, come vedete abbiamo messo il nostro ripieno, poi mettiamo sopra il nostro disco, cominciamo a fare combaciare così, anche se esce un po' fuori dopo lo puliamo, non è un problema. Quindi fate combaciare i due lati, cerchiamo di metterlo dentro. Adesso vi faccio vedere come si chiudono. Voilà, si chiudono così con una forchetta, fate una pressione, vedete? Fate in modo che la pasta di sopra e la pasta di sotto attaccano. Pure se esce un po' fuori il ripieno lo alziamo, viene pulito. Voilà, senza bucare la pasta, che già ho bucato qui, vedete? Okay. Adesso prendete una paletta, lo pulite e lo mettete in un caponaccio, qualcosa del genere. Quindi prendete un caponaccio, qua in cucina c'ho resine, casco, che non so più dove fare. Voilà. Una volta che voi l'avete chiuso, avete pulito un po' il contorno, lo mettete su un panno, così potete anche incominciare a mettere un panno sopra, perché devono crescere almeno un'oretta e mezza. Quindi fate il procedimento con tutti i rustici che voi avete fatto. Voilà. Allora ragazzi, sacchetto di congelazione e in più avvolto anche nella carta, nella pellicola trasparente, e quindi lo mettiamo a congelare. E quando sarà una prossima volta facciamo gli altri rustici. Allora, i rustici adesso tendono a diventare grandi. Un'oretta e mezza, non li fate crescere troppo perché altrimenti diventano enormi. Quindi adesso copriteli sopra con un canovaccio e fateli crescere un'ora e mezza e poi li friggete. Ti possono fare a forno o fritti. Io consiglierei fritti perché fritti sono la fine del mondo. L'ho fatti anche a forno, ma personalmente non mi piacciono. Mi piacciono fritti, sono proprio saporiti. Voilà, sono proprio buoni, ragazzi. Questi sono proprio buoni, ma buoni, credetemi, da fare. Voilà, recettiamo tutto questo. Voilà. Allora ragazzi, è passato un'ora e qualcosa, possiamo friggerli. Abbiamo quindi messo il nostro olio a farlo diventare bello caldo. Attenzione alla frittura perché si fanno scuri, non sono bruciati, se qualcuno rimane scuro non è che significa che è bruciato, però se lo cuocete troppo diventano scuri. Allora diventano scuri e poi un'altra cosa, diventano abbastanza grandi. Quindi prendete sempre una teglia perché diventano grandi, ragazzi. Quindi mettete della carta assorbente e friggeteli. La frittura va fatta velocemente, quindi se la pasta è fina, come vi ho detto di fare, quindi se la pasta è fina si cuociono subito, immediatamente. Voilà, abbiamo messo il primo a friggere. Vi consiglio sempre di farne uno alla volta,
La frittura, come vi ho detto, è molto rapida, in 5 minuti al massimo, vedete? In 5 minuti al massimo voi cuocete tutti i rustici. Qua non arrivano a tavola. Vi garantisco che quando ne farete, se li mangiano tutti. Avrete veramente tantissimi complimenti. Buonissimi, ragazzi. Mamma, mamma. Come si dice? Friggo e mangio. Mangio e friggo. Bello. Altri 3. Buono. Si friggono subito, ragazzi. Facciamo una frittura in diretta, va? Ma va? Guardate. Io uso l'olio una sola volta, ragazzi. L'olio per friggere. No, per esempio quest'olio qua è nuovo, logicamente si è sporcato, però poi non lo utilizzo più, cioè lo busco nei contenitori e nelle cose per l'olio, però non lo utilizzo più. Praticamente è pronto. Qualcuno si è aperto come questo, però non se ne frega. Beatamente. Più tardi. Voilà, alcuni sono venuti più scuri come questo che sembra bruciato, ma in realtà non lo è. Cioè quello che voi vedete è perché è più cotto, però non è bruciato. Quindi sono già tutti belli asciutti, un po' di sale, un po' di pepe. Allora uno ne ho mangiato già, me ne mangio 4. Vedete quanti ne rimangono. E mangio pure questi, perché è triste e solitario. 5 su 6. L'orissimo mangia stasera. Stasera e domani. Ciao ciao a tutti e alla prossima con altre ricette.